Benvenuti a tutti. Io oggi ho pensato di non fare l'elenco delle cose che abbiamo fatto quest'anno, sarebbe veramente troppo lungo e staremo qua probabilmente fino a stasera. Ho pensato che gli assessori e i consiglieri dessero, per quello che era possibile, una veloce panoramica per far capire il lavoro di squadra che è stato fatto e anche il fatto che ci sia una squadra davvero. Considerate che siamo quasi tutti neofiti della politica e abbiamo dovuto anche comprendere il funzionamento dell'istituzione pubblica. Parlo per me evidentemente in prima persona. Per cui secondo me il grande risultato intanto che porgiamo alla città è un elenco di persone visibile e invisibile, enorme, di ragazzi, di giovani, di famiglie, di persone che lavorano, che si sono messe con grande generosità al nostro fianco per indicarci la strada, per segnalarci quali erano le mancanze, per immaginare un futuro di questa città. Penso che l'ultima chiamata elettorale, diciamo così, sia stata simbolica per spiegare la trasversalità che c'è in questa città e la voglia veramente di guardare avanti, che continuiamo ad avere, riconoscendo la legittimità di idee anche diverse, ma appunto le regole della democrazia sono quelle poi di potersi contare, sempre rispettandosi comunque, e questo è quello che ho intenzione di fare. Però direi che è un fatto che nel 2019 va francamente visto come una reale volontà dei cittadini, al di là di tanti discorsi più o meno generici. Poi bisogna riscontrare che è stato un anno pesante, difficile, che come è stato ricordato, ricorda, e per fortuna ha ricordato, in questo caso è una fortuna, come qualcuno ha cominciato a comprendere, questo grande evento disastroso è diventato in qualche modo una fortuna per la città perché ha messo in evidenza la nostra specialità, la nostra unicità. E dico nostra di tutti, perché insisto che l'elemento, lo dico da più di un decennio, ne sono fortemente convinto, l'elemento che ci unisce è l'acqua. Non a caso il leone ha le due zampe dietro in acqua, quelle due davanti ha sulla terra, addirittura c'ha anche la cunetta che ricorda la nostra montagna. Ecco perché immagino questa grande città di Venezia e mi sembra che si cominci a comprendere il significato, parlo a livello proprio sociale più generale. E questo è bello perché trovarsi uniti, tutti uniti, di fronte alle cose tragiche, a momenti che francamente ci auguriamo non debbano ripetersi più, credo sia un grande valore che ci portiamo dentro e ci porteremo dentro per sempre. Tutti insieme ci siamo sentiti più fratelli, non possiamo non ricordare quello che è successo. Esatto, la sera alle 8 dal prefetto che sarebbe dovuto alzare il Mose al Lido, alle 5 di mattina assieme al comandante della polizia locale Gianni Franzoi eravamo pronti con la barca per andare a presidiare senza nessun invito ovviamente, ma l'invito me lo prendo da solo perché i cittadini ovviamente su questa cosa qua non molleranno più e io vi do garanzia che su questo io sarò un uomo di trasparenza e continuerò a raccontare adesso e a presidiare che i tempi, non le promesse, i tempi vengano raccontati perché di questo posso soltanto cercare di fare. E devo dire su questo ho trovato anche grande collaborazione da parte di commissari, da parte del personale che ha lavorato e sta lavorando sul Mose, da parte dei vari organi che adesso il governo ha deciso di incaricare, dal commissario straordinario Spitz alla dottoressa Zircone, non ho capito se è già diventata o no provveditore ai lavori pubblici, aspettiamo anche questo di sapere. Adesso c'è una convocazione il 7 gennaio dal prefetto, una cabina di informazione che ho chiesto io in comitatone e mi hanno accettato, per poi sapere la mattina alle 6 prima di partire con la barca che non si era fatto nulla la sera. Non si può continuare a tenere il sindaco e la città fuori da questi provvedimenti. Questo lo dico senza alcuna intenzione polemica, ma soltanto perché voglio dare una mano almeno a tranquillizzare i cittadini che i lavori andranno avanti e presidieremo questo e faremo, costi quel che costi, delle riunioni periodiche, mensili, per raccontare lo stato di avanzamento dei lavori e anche la situazione che mano a mano cominceremo a conoscere perché fino a ieri ci hanno completamente tenuto all'oscuro. Però credo che questa sia l'occasione buona per testimoniare quel progetto, perché questa è la democrazia. I cittadini hanno detto che quella è la soluzione per le navi, il Mose finalmente, se qualcuno capirà che in questo momento non c'è un'altra alternativa,
e per forza di cose dobbiamo essere fiduciosi e dobbiamo lavorare però con gli scienziati, con i tecnici perché questo venga fatto. Sono partito da un grande tema irrisolto degli ultimi 20 anni per non schivare nulla, perché non ho schivato nessun paletto, li ho presi proprio tutti li ho trovati. 20 anni di cose raccontate a vario titolo, spostate sempre tutti eroi sui giornali a far titoli e a far promesse, ma la città non vedeva nulla. Noi abbiamo cominciato a scavare i canali, noi abbiamo ripreso in mano tutta l'idea delle tradizioni, ma la tradizione, l'ha detto prima Giovanni molto bene, è la base su cui fondare il nostro sviluppo e la nostra modernità. Senza storia non c'è futuro e io sono convintissimo di questo, per cui assieme a tutti con grande umiltà abbiamo cominciato a lavorare. Avremo tempo in campagna elettorale per ricordare cosa abbiamo fatto nel dettaglio più minuto e che cosa stiamo facendo. Vi posso solo dire che in questo momento in Comune di Venezia, quei fondi che abbiamo raccolto sono adesso aperte opere, stiamo per aprirle, 540 milioni di opere pubbliche. Vuol dire che sono più di 1100 miliardi di vecchie lire, di tutte opere pubbliche trovate con finanziamenti di ogni genere e con efficientamenti finalmente fatti, prima sulla macchina comunale, sulla struttura della macchina comunale, sulla struttura delle partecipate e poi cominciando a spendere soltanto dove serve nel modo più oculato. Siamo riusciti anche ad assumere 200 nuovi vigili urbani, giovani che vanno ringraziati prima di tutto perché dipendenti sì comunali ma ragazzi che ci stanno mettendo l'anima perché sono i nostri figli e sono loro il futuro della città, è evidente. Io per cui mi fermo a raccontare cosa abbiamo fatto, avrei tanti dati, pagine e pagine, ho dato ampia prova che se voglio fare l'elenco posso farlo nel minuzia, però oggi mi piacerebbe tentare di volare alto e raccontare che c'è un progetto per questa città, c'è come ed è partito. La giustizia sulle notizie, sulla sottolineatura degli investimenti, dei risultati fatti, eccetera, ci verrà secondo me dalla storia, ci verrà dalla memoria delle persone che hanno vissuto queste cose che abbiamo fatto. È evidente che tutta la città, io per primo, sono maturato, sono cambiato, sono diventato più riflessivo, più pacato, forse anche più stanco, perché devo dire che veramente abbiamo trovato tante di quelle incompiute che fanno paura. Ve lo dico con la massima serenità, senza nessun tipo di polemica, ma vi garantisco che è una cosa, abbiamo trovato una situazione vergognosa, completamente bloccata, noi non abbiamo inaugurato nessun progetto che fosse partito prima, se non sbloccare roba bloccata, penso all'M9. Cioè grandi idee, grandi cose, ancora col ponte di Calatrava stiamo ancora aspettando le ultime perizie per poter togliere lo scempio lì dell'Ovovia, anche per togliere dalla vista insomma, no? le sperperi del passato. Ma guardate che mai ho tolto iniziative, mai ho tolto valore a quello che era stato fatto prima. Però sento che ancora una volta si portano a casa meriti, si raccontano un sacco di frottole alla gente, c'è la caccia a cacciare Brugnaro, cioè questo sembra che sia il leitmotiv, invece che dire troviamo un futuro ai ragazzi, troviamo un futuro ai figli, anzi saliamo nella barca e diamo una mano, anzi facciamo così, saliamo nella zattera, perché noi siamo partiti dalla zattera. Perché quello che diceva Giovanni è fondamentale quando l'abbiamo portata giù per il Piave, perché la nostra storia è tanto grande che noi dobbiamo esserne degni, è più grande di quello che ci riusciamo a immaginare. Per cui c'è posto per tutti, tutte le persone di buona volontà. E adesso passo ai ringraziamenti, che non sono ringraziamenti formali, ma sono sinceramente sentiti e vanno raccontati ai cittadini in maniera pubblica. Ringrazio per primo il Presidente della Repubblica, che mi ha sinceramente sostenuto, consigliato e posso dire, grazie a lui, anche ascoltato. Ci ha ascoltato, ha capito ed è una persona che posso dire è stata la massima carica che in qualche modo credo di voler onorare nel mio modo, per la concretezza che mi ha dimostrato e per la capacità di comprendere i problemi, per cui l'Italia in questo momento è fortunata ad avere questo Presidente della Repubblica. E poi voglio ringraziare il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ritengo un'amica, una persona che è stata eletta a Venezia
che è venuta a tirare i coriandoli a Zelarino, che conosce questa città e si è innamorata di questa città profondamente e ci ha aiutato profondamente proprio per creare quelle relazioni internazionali e nazionali col governo di cui Venezia ha tanto bisogno, senza sbandierarle ai 420, senza particolari proclami, ma sempre con una sua presenza in tutti i nostri eventi, in tutte le nostre manifestazioni, ha dimostrato di amare Venezia. Va ringraziata di cuore. E poi devo e voglio ringraziare il governo, questo, quello passato, quelli che sono intervenuti, perché hanno dimostrato una sobrietà e una attenzione ai lavori di questa amministrazione che francamente, certo, noi li abbiamo pungolati. Non di tutti posso dire così, citavo prima, c'è sempre qualcosa che non gira, però in linea generale mi sento in questo momento di dire ai cittadini veneziani: siamo nei pensieri del governo. È venuto qua il primo ministro, va ringraziato, non ritengo siano state passerelle, sono venuti qua tutti i capi dell'opposizione, ritengo che le attenzioni e l'amore che Venezia ha ricevuto in questi momenti drammatici sia importante perché si è capito che Venezia è assolutamente una delle patenti con cui l'Italia parla al mondo, è una dei luoghi dove si misura il nostro grado di civiltà della nostra nazione. E pensare che Venezia su una indagine, su un elenco ufficiale importante come quello del Sole 24 Ore, che è un giornale economico, come tutti sapete, è passata dalla 64esima posizione alla 9ª posizione. Sono tutti dati matematici, numerici, statistici, che non ha fatto il Comune di Venezia. Però in questi 4 anni questo è il risultato, è numerico. È davanti agli occhi di tutti il rilancio e la novità in questa città, è davanti agli occhi di tutti, anche se qualcuno magari non è attento, giustamente, non lo ero io prima di entrare in politica, a quanti canali venivano scavati, anche perché prima non venivano scavati i canali di Venezia. Cioè, questo è il dato di fatto. Abbiamo scavato canali, adesso presenteremo un progetto anche per il finanziamento, per quello che possiamo oggi, poi speriamo di poter allargarlo se il governo accetterà, come noi abbiamo chiesto, un importante finanziamento per la legge speciale per Venezia, ma necessario, come ho spiegato al Presidente Conte, come ho spiegato a tutto il Comitatone. Noi abbiamo chiesto 150 milioni all'anno per i prossimi 10 anni. Il governo si è riservato di pensarci, di capire. Ma lo dico ai cittadini di Venezia, è fondamentale ai cittadini italiani, perché Venezia, ancora una volta, pesa la nostra qualità del nostro vivere italiano. In questo caso è il momento di Venezia. Sono stati dati a miliardi a Milano per fare l'Expo. Io sono stato uno dei grandi convinti sostenitori della scelta di Milano per l'Expo. Sono un grande sostenitore, io avrei fatto le Olimpiadi a Roma se potevo, se avessi potuto. Sono sempre stato un sostenitore di tutti gli aiuti che sono arrivati alle varie popolazioni nei momenti di bisogno. Credo che oggi Venezia meriti questa attenzione. È troppi anni che è stata dimenticata. Abbiamo dimostrato come queste linee di finanziamento fossero stabili a Venezia nel passato, prima dell'intervento del Mose. È chiaro che si è bloccata una linea di finanziamento per la residenza, per la ristrutturazione delle case, soprattutto dei palazzi, dei nostri beni archeologici e architettonici. Cioè la storia dell'Italia passa anche da Venezia, per cui quello che abbiamo chiesto al governo non è una cifra sparata così a caso, sono risorse che servono per una città che viene continuamente mangiata dal salsedine, dal tempo. Dobbiamo difenderla, preservarla e dobbiamo partire dai cittadini che ci risiedono, evidentemente, che ci lavorano. Poi voglio ringraziare tutte le autorità locali. Io ho pensato sempre di riconoscere i meriti e la fatica degli altri, perché mi hanno insegnato così a casa mia, a rispettare sempre l'altro come vorresti essere rispettato tu. E io l'ho rispettato tutti. E per cui voglio ringraziare il prefetto, il signor prefetto, che fa da collante a tutta un'attività di pubblica sicurezza, ma non solo. Voglio ringraziare il capo della Procura e tutta la Procura di Venezia per l'impegno, la meticolosità nel lavoro e nella serietà dell'opera che questi magistrati svolgono.
Voglio ringraziare il Presidente della Corte d'Appello, una persona che mi è molto cara, una persona che segue questa città, l'ha compresa e soprattutto riesce a portare avanti un efficientamento della macchina giudiziaria straordinariamente importante, non tanto e soltanto per Venezia, ma per il ruolo che il Tribunale spesso, tutto il Tribunale ha in tutto il Veneto. Questo serve moltissimo per attirare le imprese anche straniere in un territorio come Porto Marghera, come altre zone, perché nel momento in cui la giustizia diventa veloce, snella, è evidente che abbiamo delle carte in più da giocare. Poi voglio ringraziare altrimenti il Presidente del Tribunale per la sua stessa attenzione e per i continui suggerimenti che di volta in volta ci vengono dati. Lui è il Presidente della Corte dei Conti. Poi un grazie speciale al Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Per me è anche una guida personale, religiosa, persona che devo dire è stata anche offesa in alcuni momenti. Io voglio difendere con grande forza perché è riuscito a entrare nella comunità cattolica veneziana, ma nella città in generale, con una discrezione e una umiltà che credo veramente sia ammirevole. Poi un altro ringraziamento, anche questo sincero, non di facciata, non l'ho mai fatto, ma perché tante volte non ti viene in mente, perché questo lo dico in generale, però credo che sia un bilancio, sarà l'ultimo di questo mandato, per cui voglio farlo, al Presidente Luca Zaia, lui e tutta la Giunta regionale, perché con gli assessori anche, lui devo dire che con cui ho un contatto diretto, ha più volte tenuto la barra a favore di Venezia, quando anche in momenti in cui magari il Consiglio regionale, per motivi anche di dibattito politico, poteva creare delle problematicità. Penso per esempio all'ospedale di Venezia, dove proprio grazie al suo intervento, dei suoi uffici, della sua giunta non si è declassato l'ospedale e va ricordato non solo quello che si fa, ma anche quello che si impedisce a danneggiare, perché spesso si dice prevenire è meglio che curare, per cui di questo gli va dato atto. Gli va dato atto di aver affiancato, diciamo col suo sguardo, l'assessore Marcato, che su Marghera, devo dire, ha fatto un lavoro egregio lui e tutto il suo staff, perché abbiamo sbloccato situazioni veramente incancrenite da tanti anni, perché si fa presto a parlare del parco Moransani come un'idea, poi c'era un groviglio di situazioni incredibile. Si fa presto a parlare, grazie a Veritas, e poi lo diremo agli uomini di Veritas, se poi non si dà una mano a risolvere tutte le situazioni che ci sono per conferire, per dare tutte le licenze e le autorizzazioni a tutto il famoso ciclo chiuso, come lo diciamo, quello quando parliamo di industria della trasformazione del rifiuto. Avete visto cosa vuol dire quando non si investe nel riciclo, si trovano poi le immondizie per la strada. Ecco, dietro a tutto ci sta anche una grande attività di amicizia con la Regione e di questo va riconosciuto. La stessa cosa va ringraziato l'assessore del turismo, che ha compreso nel decreto che noi le abbiamo chiesto di fare per gli alloggi turistici a Venezia. Credo che ancora tanto sia da fare, ma si è cominciato a capire, si è cominciato a ragionare. Non è facile spiegare che affittare una casa a casaccio senza gestione diventa un problema per gli altri che ci abitano vicino. Non c'è nulla contro nessuno. È evidente che se uno ha una casa sfitta, perché magari l'ha ereditata dal parente che è morto, cerca il massimo del profitto. Ci sta. Il problema è che il costo sociale è enorme. Allora non possiamo impedire la libera volontà delle persone, ma dobbiamo regolamentare questo fatto. E allora noi abbiamo chiesto che ci sia un albo, c'è stato fatto con una legge regionale, insisteremo perché diventi più conveniente affittare a residenti o a domiciliati piuttosto che affittare a turisti le case nel centro storico. Noi non abbiamo venduto una casa a Venezia pubblica, non abbiamo venduto nulla, case a Venezia vuol dire 1 milione a casa. Ci sono anziani che pagano pochissimo, ma se facevamo scelte del genere che potevano essere in qualche modo anche suggerite, qualcuno l'avrebbe fatto forse, per sistemare i bilanci. Noi non abbiamo agito sulle persone più deboli.
Abbiamo difeso e abbiamo ristrutturato tutte le case che potevamo ristrutturare, tutte quelle pubbliche le abbiamo ristrutturate tutte. Avremo tempo di fare la campagna elettorale, racconteremo nel dettaglio tutto quello che non è stato raccontato in questi anni, perché abbiamo scelto non di fare campagna elettorale, ma di amministrare. Noi abbiamo amministrato. Io mi scuso con tutti gli assessori per il caratteraccio che ho, con loro, con i dirigenti del comune, con tutte le persone che mi sono venute sotto in momenti particolarmente intensi, diciamo. Però io avevo detto che il patto lo facevo con i cittadini e ai cittadini presenterò il mio bilancio a fine mandato, perché a loro sì, devo un grande rispetto e un ringraziamento per la fiducia che mi hanno dato, per cui non ho guardato in faccia a nessuno. Però i ringraziamenti vanno fatti, perché questa gente ha lavorato sodo e mi ha sopportato. Voglio continuare con le autorità. Voglio ringraziare il comandante dei Carabinieri, questo e quelli che lo hanno proceduto, ma anche i comandanti nazionali con cui ho avuto l'occasione di incontrare, con cui ho ottime relazioni, dovute probabilmente dal fatto che siamo vicini a quei lavoratori, perché essere operatore di sicurezza oggi, avere una divisa non ti garantisce proprio nulla, se non spesso di essere un bersaglio per qualche facinoroso, per qualche sciocco o addirittura per qualche delinquente. Ecco, a quegli uomini, a loro, alle loro famiglie, ai loro bambini, va fatto un grande grazie. Comincio dai Carabinieri, ma continuo con la Polizia di Stato e il Questore, col comandante della Guardia di Finanza. Quando dico comandante intendo tutto, ovviamente, poi il corpo. Però sono tante persone che si alzano la mattina e realmente non sanno come finisce la giornata e spesso sono sottopagate e qualche volta si trovano, e questo è un ragionamento che va fatto con lo Stato, si trovano dopo tante altre preoccupazioni, invece dovrebbero essere considerate tra le prime preoccupazioni di uno Stato. Voglio ringraziare la Guardia Costiera, il comandante e tutti i suoi uomini, la Marina Militare, che è quella che ci ha consentito e ci consentirà di fare il Salone Nautico a Venezia. È una difficoltà incredibile iniziare un salone nautico. Bisogna ringraziare le industrie che ci hanno aiutato, gli imprenditori che hanno creduto a Venezia. Faremo prossimamente una giornata di incontro con chi è venuto l'anno scorso e daremo il benvenuto a nuovi iscritti che si sono già prenotati, nuove imprese, nuove industrie. Noi siamo convinti che il Salone Nautico di Venezia possa diventare qualcosa di grande. L'abbiamo già finanziato per 3 anni, perché a prescindere da come vanno le elezioni il Salone Nautico continuerà. Certamente ci vuole tanta forza di volontà per parlare con le imprese, con gli imprenditori, con gli espositori. Quest'anno la novità, secondo me importante nella gestione di un salone, sarà l'utilizzo dell'isola di San Servolo, che andrà ripulita e rimessa a posto perché ha subito danni ingenti anche l'isola di San Servolo della città metropolitana, come voi sapete. Sarà messa a disposizione a un prezzo calmierato, molto basso, per tutti i dipendenti delle aziende che verranno a esporre al Salone Nautico, da una settimana prima a una settimana dopo, in maniera che i costi nel centro storico per queste imprese siano realmente molto bassi. Questo vale anche per tutti gli spazi espositivi, perché vogliamo che Venezia riabbracci proprio l'industria nautica del mare. Vale per il remo, vale per la vela, vale per la nautica da diporto. Questo lo stesso racconteremo ai cittadini, tutto il piano sulle darsene che abbiamo in tutta la laguna di Venezia, perché qualcuno fa il furbo, fa finta di non capire, e invece noi abbiamo sistemato, abbiamo smantellato quella vergogna che erano le piscine vicino, sapete, alla stazione di Venezia, una volta chiamate piscine, poi era diventato un ricettacolo di sporcizia e quant'altro. Lo abbiamo demolito, lo stiamo demolendo e costruiremo una nautica apposta perché le persone delle isole, come diceva Marta Scarpa, possa arrivare con la sua barca magari ad aspettare un proprio amico, un proprio parente per poi portarlo a casa sua. Per cui darsene momentanee, temporanee. Stiamo riparlando di scavare i canali. Certo che vanno scavati i canali. E chi dice menzogne che è un danno ecologico, mente sapendo di mentire. E sono 20 anni, non è che una bugia o una stupidata, se la ridici 20 anni diventa una verità. I canali di Venezia non vuol dire approfondirli, scavarli, vuol dire togliere lo sporco, i sedimenti che si depositano sui canali.
giocare sulle parole, giocare sulle paure delle persone è veramente uno dei danni peggiori. Dobbiamo fare un'operazione verità. Questa città deve essere rilanciata. I cittadini devono poter sistemare le proprie case, devono poter allargare i propri appartamenti dove è consentito, con tutte le norme. Non è pensabile, noi stiamo predisponendo adesso una delibera su Torcello e su Burano, dove gli appartamenti possono essere attaccati, dove uno possa aprire una porta tra un appartamento e l'altro, perché non è pensabile con le dimensioni di una volta una famiglia moderna. Se la famiglia si ingrandisce, c'è la possibilità di poter, anche in un centro storico, rispettando tutti i regolamenti e tutte le leggi, le norme sulla difesa del patrimonio, dove si possa riutilizzare magari un pezzo di soffitta per poter allargarsi, perché il mondo cambia e bisogna cambiare assieme. Dobbiamo pensare che a Mestre e a Marghera si possa costruire in luoghi disperati e disgraziati. A quei 63 che hanno firmato la mozione al Presidente della Repubblica, i 63 sono riusciti a fare le paginone sui giornali. Incredibile sta cosa, un giornale di partito, incredibile. Solo a Venezia si succede sta roba qua. Quella popò di edificio è stato bombardato nel 45, e se dal 45 che sei così. Quei topi che sono morti anche questi, da vecchiaia. Incredibile quando il privato vuole fare qualcosa, si elevano questi puri che vogliono impedire di fare qualsiasi cosa. Poi ci lamentiamo se la gente va via. Ma per forza va via, per disperazione. La campagna elettorale sarà su una città dove il cittadino è sacrosanto. Il cittadino deve essere assolutamente difeso. L'amministrazione pubblica, appunto, è pubblica, cioè è dei cittadini. L'interesse privato, la somma degli interessi privati è l'interesse pubblico. Non c'è un interesse privato contro l'interesse pubblico. Il pubblico deve soltanto controllare che l'interesse privato non soverchi quello degli altri. Deve fare delle regole chiare, semplici da gestire. A Marghera, a Mestre, a Zelarino, nei vari posti, a Campalto, a Favaro, in tutti gli interstizi che ci sono, dove ci sono ramaglie, abbandoni, lì si deve costruire, non si può, si deve. Se il privato ha voglia di tirare fuori le proprie energie, le proprie risorse, noi glielo faremo fare. Si voterà questo la prossima volta, perché noi abbiamo dimostrato che si può fare. Questa città ha veramente abbassato il debito pubblico. Continuo a dirlo, lo so che non prenderò un voto, ma da 800 milioni oggi certificati sono stati 720. Vuol dire che si può fare in 4 anni e mezzo un sindaco gratis. Sì, me lo posso permettere, ma votatene uno invece che gli date 7.000 euro al mese. Bravi, cacciamo Brugnaro perché è antipatico, forse perché dico la verità, perché mi posso permettere di dire la verità. A quei cittadini, a quelle imprese che vogliono venire a Venezia, che vogliono venire a Marghera, vogliono venire in tutti i nostri territori, in tutta la città metropolitana, diciamo benvenuti, venite, portateci le vostre ricchezze, le vostre idee, le vostre funzioni. Non si tratta di costruire edifici, si tratta di costruire la vita dei cittadini, il futuro dei cittadini, dei giovani. Dobbiamo dare a loro l'apertura perché possano partecipare alla vita collettiva a prescindere dalle loro appartenenze. Basta con i giornali di partito, basta con la comunicazione a sé stante, mai una volta, mai un qualcosa che dica, testimoni la verità delle cose, neanche davanti agli occhi. E sono come quelli che vedono un elefante e vedono tutto grigio. Non vedono l'elefante perché gli è troppo vicino. Non faccio l'esempio del dito della luna perché mi sembra abbastanza banale, però questi continuano a guardare le unghie del Deo, non c'è niente da fare. Alcuni nasce così. C'è uno che dice che un palasport, che un privato vuol pagarsi su terra sua, non ha da farlo là, ma su terra di un altro, che non sa niente della sua idea. E questo fa il parlamentare della Repubblica. Questo fa il parlamentare della Repubblica. Questi sono i problemi. Quando sono andato in commissione ambiente, ma ci sono le testimonianze, le registrazioni, andatele a vedere, a luglio, sono andato a chiedere conto, in commissione, sono andato a chiedere conto, in commissione d'inchiesta, dove fosse finiti i soldi del Ministero dell'Ambiente, 72 milioni di euro, sapendo che la mattina dopo ci andava il ministro. Il 31 luglio mi hanno convocato, 31 luglio ho attraversato la barca dai Croazia, sottolineo Rio Putei, e sono andato il 31 luglio presente. E gli ho detto, a me lo chiedete, chiedetelo al ministro, dove sono i 72 milioni. La mattina sei a trovare i 72 milioni.
Hanno trovato, anzi ne hanno messi anche di più, dei 256 che avanziamo, firmati nel patto, e mi non mollo, ci sono 256 firmati su Marghera. Intanto un po' chi li hanno trovati, circa un centinaio, sono anche più del 72 adesso, sono stati anche più generosi. Guarda caso, in quella commissione dove io vado per puntare gli interessi di Venezia, perché guardate, io faccio un discorso di interesse, non un discorso di partitocrazia, pertanto il partito no go. Beh, il senatore Ferrazzi è l'unico che ha fatto domande sul Lido, su tutte robe che non c'entrava niente. Solita roba. Dite, ma uno dice, ma ti fa sul serio? Ma gli interessi della città, li capite cosa vuol dire? A Milano sono tutti milanesi, a Napoli sono tutti napoletani e noi altri siamo tutti veneziani. A Padova, a Treviso, a Belluno. Questa è la nostra storia, una grande città connessa, dove i giovani possono vivere dove meglio credono, vicino ai propri familiari, no all'estero, no in Inghilterra a fare i camerieri, no in Australia a fare i camerieri. Guarda, sono pochi che fanno i ricercatori scientifici, Attenzione, i veri eroi, lo dico ai ragazzi, lo dico ai giovani, sono quelli che restano qua, scommettete su questa città, questo sarà il leitmotiv dei prossimi 5 anni. Se sarò io sindaco, questa città deve ripartire come ha fatto Milano. Questo è il nostro traguardo, noi dobbiamo pensare alle città europee, a Berlino, dobbiamo attirare i giovani studenti europei, perché non vengono qui? Dobbiamo metterci a fare corsi in lingua, in tedesco, in francese, in inglese, perché così questa città diventa aperta, più grande, dobbiamo creare case più belle, più confortevoli, dobbiamo far sì che la gente possa circolare, abbiamo fatto le rotatorie, abbiamo fatto pochissimo rispetto a... ma non era mai stato fatto niente! Facevamo ore di coda fermi ai semafori, abbiamo investito soldi a pulire, continuiamo a pulire le panchine di notte e di giorno, grazie agli uomini di Veritas, grazie agli uomini della CTV, alle persone che lavorano, grazie alle persone che lavorano, così si sistema una città. Grazie agli assessori che non hanno voluto fare le prime donne. Io ho sempre cercato di impedire i proclami, ho sempre cercato di impedire le promesse. Leggevamo i giornali di promesse, poi uno la promessa si dimenticava, però restava l'amarezza, restava l'abbandono, restava la non fiducia dello Stato. Noi quello che stiamo dicendo è quello che abbiamo fatto, no quello che faremo. Avremo tempo in campagna elettorale a dire cosa vorremmo finire, ma 550 milioni di opere pubbliche hanno delle ricadute che vanno dalle 2 alle 4 volte in termini di economia reale. Vuol dire ridare fiducia a tutta l'area metropolitana. Voglio continuare con i ringraziamenti perché sono meritati. Al corpo dei lagunari, a questi ragazzi che hanno fatto le pattuglie miste, controllo del territorio, come voi sapete, con grande onore, con grande impegno, li va riconosciuto. Al SUEM, al direttore ovviamente dell'ASL, ai direttori dell'ASL, perché c'è anche quello della nostra provincia nord, però sempre presenti e sempre disponibili affrontando ogni genere di problema, compreso anche la difesa delle grandi professionalità mediche che erano dentro gli ospedali. Citavo il presidente Zaia, cito e ricordo come siano tornati indietro su una delibera che era stata in qualche modo prevista sul reddito per le case popolari, che aveva messo in allarme molte persone. È stato compreso, non abbiamo fatto manifestazioni o bandiere, ma il problema è stato risolto per la gran parte. Il presidente dell'ATER, che va ringraziato, si è messo a disposizione. Continuiamo un rapporto con le forze dell'ordine per cercare di dare anche delle case specifiche, perché per riuscire ad attrarre delle funzionalità. La stessa cosa vale per i costi che hanno i dipendenti dei tribunali. Considerate che lo stipendio di una persona pubblica è uguale al nord e al sud. Cambia il costo della vita però. E voi sapete che i contratti nazionali non tengono conto delle territorialità. Noi possiamo nelle imprese private firmare degli accordi aziendali integrativi, ma nel pubblico si fa molta fatica a far questo, per cui diventiamo meno attraenti come sedi quando cerchiamo personale specializzato. Per cui dobbiamo darci tutti da fare perché il dipendente pubblico di valore, e ce ne sono tanti, trovino in questa sede, in queste sedi, parlo dei tribunali, parlo della scuola, parlo di tante attività straordinariamente importanti per una città. Voglio ringraziare il capo e poi tutti gli uomini ovviamente dei Vigili del Fuoco, non ultimo ovviamente per il grandissimo impegno che hanno fatto e hanno prodotto durante l'alluvione, ma in generale
persone sempre disponibili e di grande servizio per i cittadini. Voglio ringraziare la protezione civile del comune e quella regionale, sempre disponibile. Sono tutti volontari, abbiamo alcuni dirigenti dipendenti del comune che organizzano, che coordinano e della città metropolitana, ma sono tutti i cittadini che si rendono disponibili anche con preavvisi molto, molto brevi. Voglio ringraziare tutte le aziende partecipate del comune. E dico aziende, ma dico uomini. Tutte aziende, intanto, lo ha detto prima Michele, abbiamo fatto un lavoro importante per, in qualche caso, dare una mano alla dirigenza, penso a Veritas e a CTV, per consolidare i loro piani di sviluppo che noi condividevamo. Abbiamo posto alcune piccole variazioni operative. In Veritas ricordo ancora quando ho proposto all'inizio, venivo visto un po' come un marziano, per fare la raccolta a casa. Cioè, mi hanno detto, ma sei matto all'inizio? Poi, per fortuna, Andrea Razzini mi ha dato fiducia subito, ha compreso che si poteva fare, ha detto, facciamo una sperimentazione segreta, nascosta. E l'abbiamo fatto in un piccolo sestiere di Venezia. All'inizio ha funzionato, perché io dicevo, non è possibile che gli uomini ci sono già, era una questione proprio anche semplice da risolvere. Ma spesso è un po' la storia dell'uovo, no? Lo metti così, lo schiacci e funziona, è andata così. E poi abbiamo sviluppato tutto questo in tutta la città, non ci sono più sacchetti. Adesso il problema sono i gabbiani affamati, vedremo di inserirli nel progetto Arca di Noè, che ho raccontato scherzosamente in Consiglio Comunale, ma che realmente io porterò avanti, e troveremo risposte proprio per i cani randagi. Inizierà fra poco il lavoro del canile. Fare il canile, il problema non è fare il canile, è aver trovato i soldi, aver fatto il progetto, trovato i permessi, tutto fatto. Comincerà il canile, non è un annuncio che non vedremo mai, vedremo fra poco. Vedremo le remiere. Quanti anni avete sentito parlare delle remiere di San Giuliano, che i poveri cristi? In generale, a pugni e a battaglie hanno strappato un'area che era una discarica. Qui soldi europei, amministrazioni passate, hanno meritoriamente costruito il parco San Giuliano. E chi lo tocca il parco San Giuliano? Dobbiamo renderlo vivibile, più attrezzato, più utile, ma è assolutamente uno dei grandi meriti delle scorse amministrazioni che va riconosciuto e valorizzato. Mancavano alcune cose, non si era data risposta alle remiere perché ci sono i cittadini, è un problema lì. Perché questi vogliono anche, vorrebbero anche fare qualcosa, in quel caso navigare, muoversi. E quando c'è questa cosa delle funzioni, chi pensa o sa soltanto immaginare qualcosa di fermo, di statico, viene scompensato e difatti non c'è la soluzione. Lì buttiamo via, con la loro ha senso, buttiamo via tutti i capannoni, tutto quello che c'è, tranne la canottieri che è l'unico che ha, insomma, questo stabile, bello, storico, eccetera, ma il resto viene pulito tutto, viene sistemato tutto, vengono fatti le nuove remiere che verranno date in gestione a loro. Un concessione molto semplice, con un regolamento molto semplice, e ci sarà un'area, quella più diciamo a nord, che sarà aperta, cioè il parco arriva, sull'area che adesso è sequestrata dalla procura perché ci sono questa inchiesta in corso che speriamo venga chiusa il prima possibile, quell'area che dobbiamo, perché è un'area su cui bisognava aggiungere un pezzo di terra, un mezzo metro di terra perché mancava, la speriamo di aprirla per arrivare fino alla laguna, per cui i cittadini tornano a vedere l'acqua a fianco invece della recinzione con cui verrà delimitata invece l'area delle remiere. Lo stesso dicasi per tutti i trasportatori. Hanno fatto una manifestazione perché qualcuno toglieva il parco. Ma chi toglie il parco? Nessuno toglie niente, non si sposta niente. Dove c'è il cannetto, che è la proprietà dell'Ater, con cui abbiamo fatto l'accordo, si sposta la strada che c'è, allarghiamo un po' l'area dei trasportatori, ma questi trasportatori mica vanno in Toscana, i trasportatori, vanno in centro storico di Venezia, vanno nelle isole, trasportano da mangiare e da bere. Cioè, la vita dei cittadini, i trasportatori. No, perché dopo tutti voi mangiate il panino, però qualcuno deve portarlo da mangiare. Portano i pacchi, i regali, il benessere, cioè la vita della città. Non potevamo lasciarla così. E allora abbiamo deciso di, utilizzando le loro risorse, di dare una certezza. Ci sembra una cosa bellissima, di cui io sono fiero. Spero che venga fatto nei tempi più rapidi. Per cui finalmente troveremo un po' di pace in quell'area.
La stessa cosa dicasi al tronchetto. Abbiamo sistemato il tronchetto, signori, l'informazione è che il tronchetto è stato sistemato. Qui soldi del privato che farà 2 alberghi, doveva farne uno, ne fa 2, pensate che dramma. Abbiamo sistemato la famosa casba, già successo, l'abbiamo spostata, vi ricordate? Carabinieri, tutte le cose di stato di polizia che poi non ha mai funzionato, si sono spostati tutti contenti, abbiamo fatto i bagni nuovi, è tutto pulito, andate a vedere. Adesso con la delibera di oggi, stamattina, abbiamo accettato il regolamento, la concessione dove quelli del COT, che è il mercato ortofrutticolo, si sposta dentro a quel grande capannone dove è già stato sistemato la parte del mercato ortofrutticolo. Sulla parte di testa verrà la centrale unica, questa la vedremo nei prossimi 2 mesi, non so, appena sarà finito gli immobili. Non è un problema di date, il fatto che l'abbiamo fatta e c'è tutto il corpo della polizia locale. Sotto ci sono le celle per chi andiamo a ingabbiare, finché poi la procura non ci decide cosa fare. Abbiamo fatto l'armeria, piano sotto, sopra c'è tutto il corpo dei vigili e c'è la centrale unica. Dietro, la prima parte del capannone è già finita e si trasferirà i grossisti del mercato dell'ortofrutta. Così loro si spostano e diciamo verso febbraio, per dare i tempi così all'incirca, verso febbraio buttiamo giù quel capannone vecchio che è in testata, diciamo, dove arriva il people mover, tutto quel capannone viene tutto raso al suolo e viene fatto il parcheggio nuovo per i pullman turistici che si spostano dall'area del parcheggio del capannone a quest'area qua. Ma c'è il progetto definitivo, i tempi sono davanti. Entro anche qui a breve, penso 2 o 3 mesi, metteremo la prima pietra della caserma dei carabinieri lì al tronchetto, come ci aveva chiesto il corpo, ci ha sollecitato più volte e sono molto contenti che questo possa essere fatto. Anche quelli sono costi pubblici che abbiamo tirato fuori con le nostre operazioni. Considerate che al Comune tutta questa operazione è costata 0. Non solo, è andata a sanare anche 8 milioni di debiti che andavano ancora saldati alla V3 che aveva fatto i lavori di urbanizzazione. E finito di fare il parcheggio per le corriere, cominciamo a fare i lavori per il magazzino del pesce, che era una situazione ed è una situazione a dir poco precaria. Parlo di quello di Venezia e parlo lì per tutti quanti i commercianti, eccetera. Sarà molto più fluido arrivarci perché ci sono i parcheggi sotterranei, perché potrai andare con degli montacarichi con i tuoi... Mi rendo conto che entro nei dettagli, ma è per raccontarvi come si può modernizzare la città veramente. Sarà un'altra città alla fine. Ecco perché dico ai giovani, restate qua, abbiamo bisogno di voi. Facciamo la comunicazione per la città, non per il sindaco, per la città. Chiunque sia il sindaco, chiunque sia l'amministrazione, dobbiamo farlo perché la gente veda che si può fare e lo facciamo. Finisco con ringraziare Veritas, l'ho detto, per il lavoro enorme che hanno fatto. Io dico a Veritas, tutti gli uomini e le donne di Veritas, la VM e ACTV, tutto il gruppo, hanno continuato a lavorare sempre. Anche ieri ho visto delle comunicazioni che non sono corrette, non abbiamo calato nessun servizio a Capodanno, solo così tanto per informazione. Semplicemente sono i servizi ordinari e quelli straordinari. Oggi ACTV preciserà meglio, insomma, ma figuriamoci se caliamo i servizi, anzi li stiamo potenziando. Ringrazio Vela per tutto il lavoro che ha fatto, Venice è la società, sapete, che ci gestisce i programmi, che abbiamo messo, devo dire anche, abbiamo fatto lavorare parecchio. Credo che ci siano anche qui alcuni dipendenti che seguono le conferenze stampa. Tra l'altro Venice che si è messa a disposizione anche con i propri uomini, la propria squadra, per tenere, per chi vorrà, per tutti i 44 comuni della città metropolitana, per tenere i server. Stiamo dando importanza strategica all'informatica. Una delle cose che non hanno fatto al Mose, l'hanno tenuta come roba ultima. È come un cervello, e non puoi partire dai piedi. Siamo partiti dai piedi, invece dobbiamo partire dalla testa. Qui invece con Venice approfondiamo, l'ha detto prima bene Battistella, tutta la parte dell'innovazione, sarà tutta informatica e telematica. Non do i numeri su Dime, ma è uno dei grandi asset su cui dovrà investire, comunque dovranno investire le prossime amministrazioni. È il contatto diretto col cittadino. Tutto quello che avete sentito noi l'abbiamo potuto fare perché ci arrivavano continuamente segnalazioni dei cittadini nei modi più organizzati. Una volta c'erano 2000 numeri di telefono del comune e uno cominciava a farli tutti. Una cosa incredibile, me li faceva così. Uno andava a caso e poi ho chiamato il comune. Io avevo detto, ma non sapeva a che ufficio, che era tutto online, butta tutto dentro. Qualche sera chiamavano anche me a mezzanotte e mezza, o io il segretario comunale che eravamo ancora lì.
gente che faceva i numeri o lo diceva 5-6 volte, tanto che il problema era sentito. Invece organizzando tutto, lo racconto semplice, ma è un'idea importante questa da raccontare poi, è quello di centralizzare tutto come fa l'Enel quando apre un guasto. Tu chiami il numero, e il numero è il 041 oppure nel computer scrivete Dime e vi aprite questo contatto diretto con l'amministrazione pubblica, che poi c'è l'amministrazione che pensa a smistare, in maniera tale che la tua segnalazione sia unica, ma soprattutto viene registrata. L'obiettivo è quello che io apro un guasto col cittadino, c'è un front line e non è che tutto sia automatico. Ci sono delle persone che abbiamo cominciato ad addestrare, che già facevano parte dei call center delle varie società partecipate, municipalizzate, li abbiamo messi insieme, con problemi non di poco conto anche sindacali, perché ognuno aveva un contratto diverso, perché abbiamo dovuto omogenizzare i contratti. Vorrei ricordare anche la firma del contratto con i comunali, con annesso referendum di accettazione, dove il sindaco non ha fatto nessun trionfalismo, ma dopo 4 anni abbiamo trovato un accordo, dove è prevista anche la meritocrazia, è previsto anche il metodo Lean, anche se si può far meglio, però a queste persone va detto grazie. Sta fatta una battaglia, una discussione, ma noi avevamo un mandato popolare preciso di efficientare il comune e l'abbiamo fatto. Lo stesso vale per il casinò. Abbiamo portato l'utile, il casinò inutile. Davamo 2-3 milioni all'anno, il comune dava il casinò, non si era mai visto, un casinò che voleva essere venduto. Ma chi che ha un casinò lo vende. Lo parlo alla persona normale, ma se uno è proprietario di un casinò lo vende, vuol dire che sei un incapace, oggettivamente un incapace. A chi la dai la colpa? Al mondo, all'economia? Ma datela a te. E pensate che sia irreversibile? No, perché è un'azienda tra l'altro particolarissima, dove c'è scritto casinò. È meglio lì piuttosto che nelle macchinette che sono magari vicino alle scuole, che abbiamo impedito che funzioni. Noi primi di tutti abbiamo fatto delibere che hanno retto i ricorsi al TAR e abbiamo vinto e non abbiamo chiuso la libera iniziativa, non abbiamo fatto nessuna battaglia ideologica contro nessuno, abbiamo solo detto che certi luoghi no, devono essere preservati per la vita dei cittadini, cosa che faremo anche per le case affittate più o meno a casaccio sui portali, quelli che neanche vogliono fare gli accordi specifici con i nostri uffici per pagare la tassa di soggiorno che va pagata. Su questo noi non ci arrenderemo, come abbiamo fatto la battaglia per al momento vinta contro l'autorità del gas, perché ci venga riconosciuto un diritto sulla proprietà della rete del gas, e abbiamo vinto, unici in Italia. Adesso vedremo, ma intanto abbiamo avuto una prima sentenza favorevole di più di 70 milioni di euro. Tutte cose che si troveranno i nostri successori, ma noi stiamo difendendo l'interesse dei cittadini veneziani, questo è fuori discussione, meglio che posso, questo è anche. Non posso non ringraziare la Protezione Civile, assieme ai Vigili del Fuoco, per tutto quello che hanno fatto, per tutto che hanno fatto in questo periodo. Io voglio anche ringraziare il Consiglio metropolitano, il Consiglio della città metropolitana. Voglio ringraziarlo perché non ha trovato molto spazio, ma la città metropolitana è di Venezia, penso sia la città metropolitana meglio amministrata. Abbiamo ridotto il debito a zero. Se in comune l'abbiamo ridotto da 800 milioni a 720, lì l'abbiamo proprio azzerato, non c'è più debito. Abbiamo le risorse per poter pensare ai prossimi progetti del prossimo mandato. Io ho fatto il mandato per trovare le risorse. Abbiamo efficientato tutto quello che potevamo efficientare e mi sembra che oggi il clima sia straordinariamente buono, tant'è, considerate che l'ultimo anno in tutta la città metropolitana, nel Consiglio metropolitano, abbiamo sempre votato all'unanimità, tutte le delibere. Vuol dire che se si vuole avere concordia anche con le forze politiche, c'è la possibilità di farlo. Cioè, ci vuole anche la volontà da parte di tutti. Lì abbiamo agito in maniera assolutamente identica come abbiamo fatto a Venezia. Solo abbiamo trovato un clima un po' diverso e siamo riusciti forse a fare tante più cose di quelle che avremmo anche qui potuto fare. Voglio anche ringraziare i 44 sindaci della città metropolitana. Anche con loro abbiamo avuto un rapporto continuo, anche attraverso i consiglieri della città metropolitana. È un lavoro silenzioso ma veramente molto efficace, perché abbiamo ascoltato, noi abbiamo fatto le verifiche ingegneristiche di tutti i ponti della città metropolitana e le strade provinciali, qualche mese dopo che ero diventato sindaco metropolitano. In silenzio, senza fare grandi clamori, abbiamo trovato un ponte che non era in efficienza, l'abbiamo chiuso, l'abbiamo ristrutturato, riaperto. Speso parecchi soldini, ma fatto, con la Porte Grandi. Senza grandi inaugurazioni, roba, cose molto semplici, fatto, riaperto e via.
Una volta si prometteva, faceva 44 articoli su una roba. Oggi certe volte ci dimentichiamo anche di farli probabilmente. Ma la gente secondo me le cose le vede. Ho quasi finito, voglio ringraziare tutto il personale dei musei civici, a partire dal presidente, che è una mia amica, che ho nominato io, ma va ricordato che ha fatto il presidente dei musei civici, portato tutti inutili anche là, cosa che prima andava sempre in pareggio, adesso è inutile, di 1 milione, 1,5 milioni, 1,2 milioni, va ringraziata lei, che fa un lavoro gratis, è un'imprenditrice, anche lei sì, se lo può permettere, ma potrebbe fare anche altro. E abbiamo fatto, dentro a questo utile che hanno fatto i musei, voglio ricordare che abbiamo portato tutta la parte culturale in città. Tutta la parte culturale, le grandi mostre, la Biennale e poi tutti i musei che abbiamo fatto a Forte Marghera. Forte Marghera ne parleremo con calma quando saremo in campagna elettorale, racconteremo quello che stiamo facendo e come la vogliamo diventare, la troverete meravigliosa alla fine. Che abbiamo fatto tutte le opere di urbanizzazione che non hanno mai state fatte. Abbiamo speso più di 12 milioni, stiamo spendendo dentro Forte Marghera. Sarà uno dei grandi asset, uno dei luoghi belli da andare a vedere. Verrà aperto il ponte con via Torino, per cui gli studenti potranno passare. La pista di atletica l'abbiamo finita, non ho avuto il tempo di dirlo, di inaugurarla, ma insomma la stiamo finendo. Cioè c'è un'idea di città, il depuratore, soldi che abbiamo tirato fuori dal patto, abbiamo dato a Veritas per la parte del depuratore e di tutte quante le pompe che servono per metà Mestre. Sono circa 8 milioni per le pompe in via Torino. Lasciate lì da 15 anni, tutto dimenticato. Tutte queste cose, diventa efficienza della città. I prossimi soldi sono per pagare le altre pompe, che anche quelle vanno aggiornate, sull'altra metà di Mestre. Perché poi quando arrivano le alluvioni, e poi ci sarà un grande piano, quando il presidente Zaia ha chiesto anche lui per la città, per la regione si intende per tutta l'area bacino idrico della città metropolitana, della città di Venezia, ha chiesto altri 150 milioni all'anno, è per fare proprio un grande piano di pulizia delle acque e di riordino di tutti i canali, i fiumi che arrivano in laguna e che ci circondano. Vuol dire un grande piano ambientale, vero, no dichiarato, se non dichiarato niente. Abbiamo chiesto le risorse perché sappiamo che dovremo. Noi cominceremo da Mestre, cominceremo proprio con una prossima delibera fra un mese per fare un grande piano urbano di sostenibilità, progettato, pensato, parlato con i privati, non facciamo nessuna azione di esproprio, eccetera. Abbiamo trattato in silenzio e siamo arrivati a poter presentare una cosa assolutamente fattibile. Vera ecologia, non finta. Voglio ringraziare Insula per il grande lavoro che ha sempre fatto in manutenzioni, ma che sta facendo per la maggiore che ha fatto e sta facendo adesso anche in difficoltà, come durante questa difficoltà enorme che abbiamo avuto a novembre. Poi voglio ringraziare anche Venezia Spiagge, anche scusarmi che qualche volta è stato un po' duro anche con loro, ma insomma abbiamo messo in piedi un progetto di ristrutturazione là delle spiagge, un sistema delle spiagge, prima grazie a delibere urbanistiche che dovevamo trattare con la sovrintendenza, con la capitaneria, con tutti, perché noi ogni volta fa una roba bisogna trattare con tutti, però abbiamo trattato in silenzio e abbiamo portato la delibera. E adesso con Venezia Spiagge stiamo mettendo a posto tutta la zona del Blue Moon. Quante volte avete sentito parlare di questa roba? Abbiamo spostato la spiaggia pubblica, l'abbiamo spostata un po' più avanti. Stiamo attendendo disposizioni dal demanio perché sblocchino finalmente questo investimento sull'ospedale al mare, uno investimento da 120 milioni che insomma in qualche modo si è insabbiato nel rapporto tra demanio e Cassa Depositi e Prestiti. Anche lì il governo aveva presentato, per tutta roba tra deori, aveva presentato un emendamento perché il demanio desse al comune la proprietà in maniera tale che io la giravo gratuitamente alla Cassa Depositi e Prestiti per finire il progetto. Neanche a questo stai buoni fare, è caduto anche l'emendamento. Questa è la realtà, questa è la realtà. Bisogna trovare molti amici a Roma, speriamo che sia qualcuno che viene da qua, a prescindere da che partito è, ma che una volta tanto si mettesse a disposizione. Altro che fare gli articoletti sul giornale da 4 righe, dopo cosa ha fatto? Cosa è finito? Che dopo prima o dopo ti rispondo. Però a quei cittadini io dico, ma a quei parlamentari, ma di parenti, di amici qua a Venezia, cioè non so, a qualcuno che è parente di questi qua, glielo dica, ma ti ha finito. Non c'è un posto al mondo dove c'è gente così. La Fenice che è stata capace di inaugurare l'opera, devo ringraziare anche qui il Comune di Treviso e tutta la struttura anche qua di amicizie che ci ha consentito perché noi nel frattempo stavamo facendo i lavori
beritori, quello che vuoi, per togliere l'acqua dalla centrale elettrica, una situazione incredibile. Solo alla Fenice si fa ste robe, solo a Venezia. Abbiamo fatto delle cose, ragazzi, incredibili, ma veramente incredibili. Però bisogna ricordare a chi ci ha ospitato e ringraziare chi ci ha ospitato. Anche questa è amicizia. Come noi abbiamo accettato che entrassero nel Teatro Stabile. Siamo stati contenti che il comune di Treviso sia entrato nello Stabile di Venezia. Siamo contenti che la città sia più grande, siamo contenti che che Treviso sia tornato in Serie A. Noi siamo contenti, anche se poi ci hanno bastonato durante la partita. Ma è una roba sportiva. Vorrei ricordare che nel 2019, tra tante disgrazie, che Monaco ha vinto lo scudetto. Non succederà sempre. Non è detto che non ricapita, ci proviamo. E poi, insomma, è difficile nello sport. Non si può sempre pretendere. Adesso ci auguriamo che il Venezia Calcio riesca a riprendersi. Ognuno ha i suoi problemi, ragazzi. Adesso faccio il sindaco, non posso raccontare le cose degli altri, evidentemente. Ma noi la delibera per lo stadio l'abbiamo fatta. Adesso, se c'è bisogno, siamo disposti anche a rimetterci le mani se hanno bisogno di altro. Daremo sempre il massimo aiuto. È chiaro che stiamo parlando di calcio. Al Mestre, il ringraziamento che va dato al presidente sicuramente, ma poi a tutta la dirigenza, anche ai tifosi che continuano meritoriamente a tenere il Mestre alto in classifica per quello che possono, per quello che si può. Ma però va riconosciuto. Al basket Mestre, a cui abbiamo messo più di 500.000 euro, per 1 milione, ecco, ancora 1 milione per rifare la palestra, perché... Vabbè, insomma, comunque parecchi soldi perché possono a Trivignano allargare la palestra. Inizieranno i lavori prossimamente, ma il progetto è stato finanziato già dal comune. La Reie se lo paga il privato, i 500.000 o 600 quello che ha pagato Calmato del trust. 3 milioni che ha pagato, ecco appunto. Ho perso la mano, devo spendere e spandere. Vabbè, là paga il privato. No, penso che ho vinto interessi, no? Il Trivignano lo stiamo sistemando come comune, ma è giusto che sia così. È giusto che sia così. Alle associazioni sportive e alle associazioni culturali dico con chiarezza, noi diamo le concessioni a tutti, non serve fare riunioni carbonare sempre di qualcuno, perché poi la maggioranza poi ha capito benissimo che non c'è. Noi stiamo amministrando tecnicamente, ma chi volete che mandiamo via? Le associazioni, quelle di volontariato, quelle che fanno lo sport, quelle che fanno la cultura per tutti quanti? Per cosa? Per una cosa di appartenenza? Ma siamo impazziti, noi non siamo quelli di prima. Noi non ragioniamo per partito, ragioniamo per fatti. Sulla base di quanti investimenti le associazioni vogliono fare, avranno gli anni di concessione. Semplice, con Maurizio Carlini, non so se sia qua che mi ascolta, ha fatto un lavoro egregio, abbiamo chiacchierato e parlato con tutti. È una città enorme questa, ha delle ricchezze gigantesche, ci vuole anche tanto tempo per conoscerle. Secondo me prima, con la frammentazione delle municipalità, purtroppo, nessuno conosceva nessuno. C'erano interi settori separati da altri, per quello c'era la ridondanza dei costi. Ognuno aveva il suo assessorato con la sua linea politica, si metteva dentro i suoi, i miei, i tuoi, e tra loro non si parlava, per cui facevamo doppioni su doppioni. A quella roba là, no, non torniamo. Un conto è la partecipazione locale, dove c'è la municipalità che segnala al comune le cose che prioritariamente vanno fatte. È partecipazione dei cittadini, quello che ha parlato prima abbiamo parlato del controllo del vicinato, sono segnalazioni che ci arrivano a pacchi, le faremo vedere in campagna elettorale, quelle a cui abbiamo dato risposte costantemente, sono i cittadini che ci dicono. E poi devo dire anche voi giornalisti, che quando, sì, devo ringraziarvi, sembra difficile per me dirlo, era quasi però è la verità, cioè ci sono persone, non tutti, sono persone che sono, insomma, tra virgolette, astiose da sempre, si può dire che se facciamo la lista, ognuno fa la sua, viene fuori sempre gli stessi nomi, ma tolti questi, come tutti che avevamo i nostri eroi, però in linea di massima io personalmente ringrazio i giornalisti, quelli seri, quelli che fanno un lavoro bello, che riconoscono i meriti e trovano i limiti e trovano le critiche. Non c'è nessun problema a vedere le cose che vanno fatte, anzi diventa uno stimolo in più, riconoscere il lavoro professionale delle persone e per cui il ringraziamento è sincero. Quando c'è sincerità ci sarà sempre sincerità e lealtà. E quando c'è invece partigianeria, che allora si nasconde un obiettivo che dovrà essere plurale di fronte invece a un interesse particolare. Di questo mi dispiaccio, perché non fa il bene neanche di quella parte politica. Pensateci, perché ti distanzi, fai distanziare il cittadino. Oggi i cittadini non hanno più l'anello al naso, sanno, vedono, ragionano, si informano.
Non è più che ci aggiungi i fischi, le robettine, tanto per metterci dentro il tuo commentino. Cioè, quelle robette là, penso che lasciano il tempo che trovano. Io apprezzo invece quelli che vanno a fondo dei problemi, che ne vedono i torti e le ragioni. Abbiamo fatto a Marghera una pista di luci colorate, che è meravigliosa, bellissima, e quando sarà primavera con gli alberi, con le foglie, si vedrà ancora di più. È un'attenzione a Marghera. Tanto non costa 10 milioni, costa qualche centinaia di migliaia di euro. Ma è una cosa che Marghera si meritava, e quell'asse è un asse simbolico, perché non avevamo i soldi per fare tutto quello che voglio fare io in quell'asse. È l'asse che va da Piazza Ferretto fino a Piazza Marghera. Guardate, è un interesse per tutti noi ragazzi, per voi, per me, per le nostre famiglie, per le nostre persone, per quelli che verranno a visitare questa città, e non vogliamo che stiano solo in centro storico, perché abbiamo detto che non può esserci una pressione solo lì. Allora dobbiamo valorizzare dove abitiamo. Abbiamo pensato di segnare questo percorso. Abbiamo cominciato da Marghera, ci sembrava giusto, adesso passeremo dalla parte di qua, di via Cappuccina, dove con la scusa del tram hanno tolto perfino i lampioni, il buio lì assale della città. Lì abbiamo la torre 27 della città, abbiamo visto 600.000 euro per sistemare la città, la torre 27. E c'è ancora di lavorare, e adesso ogni volta passo da là e cerco di pungolarli, perché poi ci sono gli appalti pubblici, la scelta delle imprese, tutto con la massima regolarità, che è un problema in Italia. Qualcun altro, non io, ha parlato di commissari, perché lì salti certe procedure, acceleri i tempi. Noi non possiamo accelerare nessun tempo, facciamo più che possiamo nei tempi con i soldi che abbiamo. Però abbiamo fatto. La Torre 27 è un esempio dove c'è la povera gente, dove la gente ha bisogno che vedano un'effettiva azione dell'amministrazione. Ci stiamo realmente provando, siamo secondo me in ritardo coi tempi, cioè è lento, però è la macchina burocratica. Adesso cercheremo di fare sempre meglio, ma io vorrei che finissero quei lavori là, perché sono importanti, sono il corpo scale, sono le lampadine, sono l'intonaco, la facciata, è un'attenzione per le persone. Ho finito. Ringrazio a questo punto gli assessori proprio per aver rifiutato questa logica continua di comunicazione personalistica o per progetti. Ringrazio, e non posso non farlo, tutti i dirigenti del comune, direttori, dirigenti, e tutto il personale del comune. Il personale del comune lo ringrazio per avermi sopportato. Alcuni non ne fa proprio più secondo me, però insomma la maggior parte, alcuni sono anche un po' adeguati. Non sono cattivo. Mi dico. No, è che certe volte perdi la pazienza, adesso un po' meno, ma all'inizio, cioè non riuscivo ad accettare proprio delle cose che ho visto, non riuscivo ad accettarle, con tutto, per quello ringraziavo il patriarca, perché è riuscito a darmi quella benedizione, certe volte addirittura forfettaria, che mi serviva, perché effettivamente avevo qualche... Poi voglio ringraziare, e ho finito, i cittadini, perché se siamo passati dal 64esimo posto al 9° posto come vivibilità della città, è grazie a loro. È grazie a tutti quelli che hanno cominciato a crederci. Anche gente che sicuramente non mi ha votato, e anche credo che sicuramente non mi voterà. Però persone leali, oneste, per bene. Ecco, tutte queste persone, a tutta questa gente dico partecipiamo con una logica diversa della contrapposizione, con la logica della presenza. Si va a votare, si vota, non è possibile che poi fai il Vietnam. Ma che c'è Vietnam ti ha da fare? Cioè la maggioranza vota in maniera tranquilla, democratica, e si va su quella direzione. Si chiama maggioranza, si chiama democrazia, ma allora si cammina molto di più. Se invece mi metti le pietre in tasca, questa città non riesce a spiccare il volo, dobbiamo fargli spiccare il volo. Dobbiamo crederci veramente tutti quanti. Questo è l'augurio più grande che voglio fare a tutti, pensando che il prossimo anno sia un bell'anno, che sia l'anno in cui cominciamo a vedere qualche soluzione nei grandi temi, ma anche nei piccoli problemi, perché in questa grande tragedia è passata la ZES a Marghera. Io voglio essere fiducioso, credo che con l'autorità portuale abbiamo inviato oggi la lettera per proporre l'accordo. Abbiamo ricordato in questa lettera, così lo diciamo a tutti, che non possiamo far diventare tutta Porto Marghera porto e retroporto, perché c'è anche l'area industriale privata. Le aree private industriali, quando si parla di industria, si parla di industria sostenibile, si parla di industria ovviamente avanzata, si parla di terziario 4.0, si parlano di tanti posti di lavoro, pensate al Vega. Sono aree private, non possiamo
pensare che diventi tutto retroporto. La legge non dice questo, la legge parla di area portuale e retroportuale, per cui va evidenziato bene. Abbiamo mandato la lettera oggi, noi vogliamo fare gli accordi, ma non possiamo pensare che nelle aree dell'ENI ci possa essere qualcuno che debba per forza dichiarare che lavora per forza col porto, perché sennò lì non ci può stare, perché vorrebbe dire fare di fatto un esproprio, e su questo non è possibile. Spero nella ragionevolezza del Presidente, mi auguro che capisca le ragioni di questo rilancio di Porto Marghera. Tutte le aree retroportuali che l'autorità ritiene di voler sviluppare saranno per noi accettate, già da subito, ma è chiaro che la Porto Marghera sono 2200 ettari. È impensabile che l'amministrazione, la città, non difenda le proprie imprese e i propri privati, perché il nostro porto, come la nostra città, è speciale. In altre città il porto è separato ed è tutto porto, da noi no. Da noi c'è la chimica, da noi c'è la grande meccanica, e non è pensabile che questi debbano, per costruire qualcosa, chiedere per forza all'autorità portuale di dichiarare che sono in collegamento col porto, se poi non lo sono. Perché questo tema è un tema che abbiamo riflettuto, abbiamo indagato, abbiamo fatto una serie di verifiche anche con le avvocature, ma riteniamo che Porto Marghera sia un asse troppo strategico per tutto il Veneto per poter pensare di chiuderlo dentro a 4 sbarre. Noi dobbiamo pensare che c'è il porto, che noi crediamo sia un grande asset per la città. Non a caso io sono uno dei grandi difensori proprio dello scavo dei canali, e noi siamo quelli insieme alla Regione che hanno trovato le aree per poter mettere. Abbiamo votato noi in salvaguardia per poter alzare le trezze. Parlo io e il Presidente Zaia, tanto per fare 2 nomi a caso. E sono 2 nomi che voi sapete sono presenti nel Consiglio del Porto. Su questo spero non ci siano polemiche pretestuose, ma si possa sederci a ragionare con calma. Ovviamente abbiamo fatto partecipare Confindustria in questa nostra proposta, e per cui assieme agli imprenditori, alle imprese e alla Regione noi vogliamo che Porto Marghera diventi veramente il futuro del lavoro per le nostre persone. E con questo vi faccio gli auguri di buon anno, veramente di un felice anno per tutti. Grazie.